Ci troviamo a Vittorio Veneto, in particolare in uno dei borghi che caratterizzano questa bella città, Ceneda. La vediamo qui alle mie spalle. È un borgo ricchissimo di storia, con bellissimi palazzi che si affacciano nella piazza centrale dedicata a un famoso papa, Giovanni Paolo I. Sembra di no, ma a poca distanza da questa borgata si entra in montagna. C'è un sentiero che ci porta in una delle alture più conosciute dai vittoriesi. Parliamo del Monte Altare. Oggi faremo un percorso che partirà dal centro di Ceneda e entreremo quindi lungo la Via Crucis che ci porterà in cima al Colle di San Paolo, la prima delle due alture. Dopodiché scenderemo attraverso la porta di San Zuane, molto antica, per scendere in un vallone. Sarà la volta della salita successiva al Monte Altare, dove sovrasta una famosa croce che è molto visibile dal centro di Vittorio Veneto. Saliti in cima al Colle Maledicto a 450 metri, scenderemo attraverso il Pralis che ci porterà al piccolo borgo di Casefoda. Ritorneremo quindi in centro a Ceneda, dove terminerà il nostro itinerario passando vicino al tempietto di San Rocco. Dalla piazza Giovanni Paolo I, nucleo centrale di Ceneda, ci dirigiamo a nord lungo via Brevia, che conduce al castello di San Martino, antica sede dei vescovi conti e tuttora attiva come residenza del vescovo. Svoltiamo sulla Via Crucis che ci porterà al curioso fortilizio medievale dei Palasi e risaliamo i pendii del Colle di San Paolo lungo un tracciato panoramico che si snoda attraverso 14 stazioni della Passione di Cristo. Sul Colle di San Paolo, che sovrasta a nord l'antichissimo borgo di Ceneda, dominava una rocca, probabilmente edificata al di sopra di un castelliere di età paleoveneta e costituita da un insieme di mura e fortificazioni che circondavano interamente il rilievo. Ceneda, che si inserisce nella parte meridionale di Vittorio Veneto, ha origini antichissime, dato che è riferibile agli albori dei Paleoveneti. La presenza romana è confermata anche dalla centuriazione estesa nella pianura meridionale, mentre con l'invasione longobarda Ceneda assunse il ruolo di ducato e più tardi di contea vescovile. Attraversiamo l'antica porta di San Zuane e ci dirigiamo a fondovalle tramite un ripido sentiero che ci porterà all'intersezione con diverse varianti. Tra queste scegliamo il sentiero che porta al successivo Monte Altare, riconoscibile dalla sua famosa croce nota ai vittoriesi. La vista è spettacolare. L'occhio spazia sulla costa di Fregona, sul Col Visentin, su Serravalle, sul Pizzoc, mentre la città di Vittorio Veneto brulica sotto i nostri piedi, vigilata dal castello vescovile.
Continuiamo il nostro cammino, proseguendo lungo l'affilata cresta per dirigerci alla vetta del monte, a quota 450 metri. Alcuni tratti un po' esposti sono agevolati da un cordino metallico. Il Monte Altare, colle simbolo di Vittorio Veneto, rappresenta un luogo di elevato interesse storico. Il ritrovamento di alcuni reperti votivi, statuette in bronzo e monete, confermano la presenza di un santuario frequentato per almeno 1000 anni a partire dal VI secolo a.C. C'è da osservare che l'altare non è la cima più alta del rilievo, ma è un'anticima rispetto al retrostante Colle Maledicto, posto più ad ovest a quota 450 metri. Qui, in epoca molto antica, si svolgevano funzioni religiose con rituali orgiastici e per questo motivo, con l'avvento della religione cristiana, il colle fu chiamato Maledicto. Abitualmente, però, per Monte Altare si intende l'intero comprensorio collinare. Iniziamo la discesa sul ripido versante nord-ovest ed attraversiamo un vallone prativo, il Pralis. Il panorama spazia sulle cime del Monte Piai, sulla Bigontina e sulle Perdonanze. È la volta del piccolo borgo di Casefoda, che attraversiamo osservando le vecchie case e l'antico pozzo. In seguito ci mettiamo su via dei Posoccon, che rappresenta la vecchia strada di collegamento tra Borgo San Lorenzo e Ceneda. Giunti ormai alle porte della città, facciamo una breve deviazione per visitare il tempietto di stile neoclassico dedicato a San Rocco, costruito in età ottocentesca dove prima sorgeva il Castrum Sancti Elisei, di epoca medievale, e completiamo il nostro itinerario nuovamente in piazza Giovanni Paolo I a Ceneda.